Arrivano i Venusiani è il mio secondo lavoro cinematografico ed è rispetto al primo 12 aprile che è un corto. Questo è un mediometraggio, dura 37 minuti, è quasi lì lì per diventare un film. Come seconda esperienza posso dire che rispetto al primo è un passo in avanti notevole. Nel primo cortometraggio 12 aprile per esempio c'erano soltanto 5 attori, e qui gli attori sono 12 più 2 bambini. Anche questo è autoprodotto, nel senso che a partire da un piccolo contributo della Cineteca Sarda attraverso il premio Katzenborges che ho vinto, il resto dei soldi li ho messi io. Ma questo ha un'importanza relativa, anzi minore, perché quando la passione per il cinema ti prende poi non ti lascia più. Infatti la cosa che mi fa sorridere in questa mia attività è che il 12 aprile il mio primo lavoro è entrato nella sestina di Visioni Sarde, che è una sorta di palcoscenico degli autori sardi che gira in tutto il mondo, davvero, e mi fa ridere perché viene presentato come cinema sardo, e questo mi fa sorridere perché io insomma ho una certa età, io sono giornalista in pensione adesso, ho anche attività di scrittore, però la passione per il cinema la coltivi fin da ragazzo, e quindi l'aver potuto fare poi sia il 12 aprile sia soprattutto Arrivano i Venusiani è per me una enorme soddisfazione. Ed è anche una soddisfazione poi che venga in qualche modo visto. Per esempio io il 12 aprile l'ho fatto girare in moltissimi festival nel mondo, e comunque ha vinto una trentina di premi, è stato semifinalista a Roma, a Denver negli Stati Uniti, a Vancouver, insomma anche Arrivano i Venusiani ha 16 premi al suo attivo, il che comunque vuol dire che è stato apprezzato in qualche parte del mondo. Comunque il ringraziamento va anche davvero a Visioni Sarde, perché consente agli autori sardi di poter girare il mondo, di essere conosciuti, di far conoscere le proprie opere, insomma.